Mi chiamo Gianluca Cadeddu, lavoro alla Regione Autonoma della Sardegna, al Centro Regionale di Programmazione e in questo momento faccio anche il direttore del Centro Regionale di Programmazione. Questo comporta una serie di funzioni, in cui la più importante è quella di coordinare i programmi finanziati dall'Unione Europea. In particolare svolgo anche la funzione di autorità e gestione del programma operativo finanziato dal Fondo di Sviluppo Regionale. Nel quadro delle mie attività ho potuto apprezzare e conoscere le attività che svolge la Fondazione Domus Luna, perché è molto importante. Nel quadro delle nostre attività ci sono una serie di competenze specifiche che riguardano anche tutte le attività che intersecano le relazioni sociali. Domus de Luna è una realtà molto importante, molto attiva e da questo punto di vista la conosco anche perché usufruisco dei suoi servizi, in particolare alla locanda. In questo quadro di relazioni sociali di cui ci occupiamo si sta verificando un problema molto serio che tutti possono cogliere, il fatto che le finanze pubbliche non hanno più risorse. Da questo punto di vista quindi è fondamentale l'apporto di privati che sanno fare le cose. Per esempio il ruolo di Domus Luna è questo di un privato che sa fare le cose, ma che non può essere sostitutivo chiaramente dell'intervento pubblico. Si tratta di capire in questo quadro di relazioni sociali quanto l'attività dei privati, applicando un principio che si chiama di sussidiarietà, cioè le cose vanno fatte da chi le sa fare ma a livello più vicino dei cittadini, e quanto queste attività possono essere coordinate. Io credo che le funzioni di servizi sociali, di relazioni sociali siano un compito fondamentale di cittadinanza, non può mai essere abdicato da qualsiasi Stato o qualsiasi amministrazione pubblica che si vuole ritenere civile. E ritenersi civile vuol dire anche fare in modo che chi ha voglia di fare, ha le competenze di fare, lo faccia anche se non è un'amministrazione pubblica. Quindi ci sta a fare l'amministrazione pubblica, ma ci stanno soprattutto i privati che lo fanno con passione e con competenze. Corta la coperta delle finanze pubbliche, certo, però si tratta non tanto di lamentarsi del fatto che ci sono poche risorse, ma di organizzarsi e di ragionare, di avere anche sforzi di fantasia che ci consentano di fare le stesse cose anche con minori risorse. Quindi da questo punto di vista un concetto molto interessante è quello di coperta corta o di coperta storta, perché se la si raddrizza probabilmente ci si riesce a coprire, non dico fino alla testa, ma almeno fino al naso e anche tutti i piedi. Da questo punto di vista è chiaro che un miglior modello di organizzazione vuol dire mettere più risorse in produzione e un po' meno per la gestione. Questo può essere fatto con l'organizzazione, questo può essere fatto con il coinvolgimento dei privati, non solo con la loro attività, ma anche trovando forme di finanziamento alternative che possono usufruire anche di quello che viene chiamato volontariato, e questo va fatto soprattutto sulla riorganizzazione dei servizi che possono essere erogati in diverso modo. Credo che mettendo insieme tutte queste cose si possa un po' raddrizzare la coperta.